Nonostante la pioggia battente caduta sul Dalcontres Barone di Barcellona, che ha costretto il signor Artini di Firenze a ritardare l'inizio di Nuova Egea Virtus Locri, gara valevole per l'11ª giornata in Serie D, i giallorossi si dimostrano più forti anche delle avverse condizioni meteo e alla fine tornano alla vittoria che mancava ormai da 5 giornate. La formazione di Francesco Di Gaetano prova subito a sbloccare la sfida, ma Aperi al 17° non arriva alla deviazione sotto porta, poi Biondo al 34° sfiora di un soffio il palo, mentre Siino col destro 2 minuti più tardi non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. Il Locri si fa vivo invece al minuto 40 con Tigani che di testa centra in pieno la traversa. Poi però l'Egea Virtus torna a spingere, così dopo la zuccata di Aperi al 41° che manda alto non di molto, i barcellonesi passano un minuto più tardi quando Maltese conquista palla nella metà campo avversaria e dopo aver dialogato con Calafiore indirizza alle spalle di Donini col destro il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Per l'esperto difensore locale si tratta della prima rete in campionato. Padroni di casa che avrebbero anche la chance per il raddoppio, ma Aperi al minuto 46 calcia tra le mani del portiere. Nella ripresa invece al minuto 50 solo la traversa nega al piazzato di Trombino la gioia del raddoppio che non arriva nemmeno al 53° quando sul sinistro di Trovato Donini è reattivo nella risposta in tuffo. Ci prova anche Calafiore al minuto 57 ma il suo sinistro finisce alto. Il Locri si fa vedere solo su calcio piazzato di Leveco, il cui tiro esce sul fondo di poco, ma nel finale l'Egea Virtus si riporta in avanti al minuto 72 sulla conclusione di Biondo. Sono ancora i legni a negare ai giallorossi la gioia del gol, mentre al minuto 88 è invece Donini a dire di no al destro da fuori aria di Trombino. L'1-0 finale consegna dunque all'Egea Virtus il punto numero 15 in classifica, giallorossi che scavalcano proprio il Locri che rimane invece a 13 e si portano all'8° posto a -2 dalla zona playoff.